Pagina di Primo Piano con tutti i nostri servizi ed approfondimenti che si apre con Marcello Piazzano in collegamento con noi per parlare naturalmente di volley e Champions League. Ancora due ottimi risultati questa sera per quanto riguarda i nostri colori. Due squadre italiane si sono imposte con un risultato nettissimo, 3-0 dopo il successo di ieri del Pesaro contro le francesi delle Molosa. Anche oggi 2-3-0 netti quindi i risultati sia per Perugia con l'Amstelveld che per Trento sul Bevò. In attesa appunto di collegarci con Marcello Piazzano, diamo un'occhiata ai risultati di Eurolega di basket. Anche qui arriva un risultato importante e positivo per la squadra italiana impegnata questa sera. Parliamo dell'Armani Jeans Milano che si giocava tutto nel match di questa sera, un risultato importante perché arriva una vittoria e una qualificazione per l'Armani Jeans Milano nell'ultimo turno della prima fase di Eurolega, con i milanesi che si sono imposti contro il Panionios in Grecia 87-77 e hanno approfittato della sconfitta dei turchi dell'Efes Pilsen sul campo del Real Madrid. Andiamo avanti comunque con il nostro notiziario e parliamo di tennis, perché in attesa dell'Australian Open, il primo grande slam della stagione, arriva un risultato importante in quel di Sydney, dove le donne si stanno appunto preparando a questo primo importante appuntamento del 2009. Il risultato importante è quello di Serena Williams che arriva in semifinale, bene anche le russe, soprattutto la Dementieva e la Safina. Brutti problemi invece per la Kuznetsova, un problema muscolare, probabilmente salterà proprio gli Australian Open. Vediamo.